Però abbiamo, come diceva il dottor Oliva, mi pare, abbiamo un soprassuolo, o il dottor Laudati, abbiamo un soprassuolo forestale nazionale che è superiore a un terzo del soprassuolo nazionale italiano, e quindi che vuol dire? Vuol dire che effettivamente i motivi che impediscono un'utilizzazione produttiva del bosco sono molteplici. Si va dalla viabilità, si va dalla frammentazione e dalla polipolizzazione delle proprietà, si va dalle condizioni orografiche degli Appennini stessi, che nelle condizioni orografiche sono favorevoli all'utilizzazione produttiva del bosco. C'è anche un complesso normativo e vincolistico sia nazionale ed anche in alcune regioni non proprio ottimale, che non favorisce un'utilizzazione produttiva del bosco, una scarsa ancora purtroppo organizzazione della filiera, e del resto queste giornate qua servono proprio a questo. Ora, un'inadeguata anche remunerazione del prodotto sul mercato, del prodotto legno. Nonostante ciò però la filiera produttiva italiana rappresenta un'importante realtà produttiva ed anche un'importante realtà occupazionale per questo Paese, quindi un'importante opportunità di crescita e di sviluppo. Noi abbiamo avuto ad aprile i dati Istat sull'occupazione, no? Li avete visti un po' tutti quanti. In Calabria per esempio abbiamo una disoccupazione giovanile che è del 56,1%, cioè vuol dire che poco più del 40% dei giovani fra i 15 e i 45 e i 25 anni sono occupati, non stabilmente chiaramente, per preoccupazione, non tutta occupazione stabile, una disoccupazione che è intorno al 22-23% in generale, quindi è chiaro che se il soprassuolo forestale rappresenta una ricchezza per la Calabria e per il nostro Paese, deve rappresentarla anche dal punto di vista occupazionale. Ora,